Con Adriana Martin, il capitano della Freedom, che oggi ha vinto una partita importantissima. Adriana, ti chiedo quanto è importante vincere questa partita, quanto è importante trovare i primi 3 punti qui al Paschiero. Tantissimo, tantissimo, per noi era una vittoria molto importante, lo sapevamo, ci abbiamo allenato molto bene tutta la settimana con la consapevolezza che oggi erano 3 punti importantissimi per noi, per la salvezza. E niente, alla fine l'abbiamo raggiunto perché c'è una squadra molto unita che sappiamo quello che vogliamo. Con il nuovo mister avete completamente cambiato pelle, ti chiedo che cos'è cambiato rispetto alla precedente gestione, cosa vi sta dando in più il nuovo mister? Quella spinta, no? Quel coraggio di andare avanti, di avere quella fiducia, di giocare soprattutto la palla e di credere in noi stesse, perché abbiamo la qualità per farlo, abbiamo le giocatrici e soprattutto adesso abbiamo il coraggio di andare dall'inizio per la partita. Alla prossima partita c'è un altro scontro salvezza fondamentale contro il Ravenna. Quanto è importante prepararsi bene anche per quella partita lì? Tanto come oggi, alla fine per noi ogni partita adesso deve essere una finale, quindi noi lo sappiamo, iniziamo le partite molto convinte di tutto questo e mi sa che si vede nel campo che abbiamo la voglia di andare per ogni partita, per ogni palla, per ogni punto. Grazie mille. Grazie a voi. Con Dugo, calciatrice della Pavia Academy. Dugo, ti chiedo che partita è stata, soprattutto dal campo, una Freedom che è sembrata a larghi tratti dominare la partita e al di là dell'unica azione di accoliti c'è stato ben poco altro. Ma è stata una partita difficile, come hai detto tu, soprattutto per il campo che non era in condizioni. Abbiamo faticato molto sia per la forma fisica sia per il campo, ma comunque stiamo cercando di trovare una forma e di adattarci a un nuovo sistema. Esatto, ti chiedo a che punto è il processo di apprendimento delle nuove idee, del nuovo mister, che differenze ci sono rispetto a Salterio? No, ma in realtà è un processo sarà un processo veramente lungo che stiamo cercando di assimilare il più velocemente possibile. Chiaramente lavorare in 2 settimane non si possono vedere subito i frutti di questo lavoro, però stiamo lavorando bene e speriamo che nelle prossime partite potranno vedersi i risultati. Il mister crede che sia un problema di tipo prettamente mentale, è d'accordo con questa analisi o pensi ci sia dell'altro? No, sono d'accordo perché durante gli allenamenti vediamo che comunque le qualità ci sono e bisogna tirare fuori più grinta in queste partite, soprattutto come la partita di oggi. Grazie mille. Grazie. Con mister Vergiker, allenatore del Pavia Academy, mister, le chiedo che partita è stata intanto? È una partita molto difficile per noi, che è stata in salita dal primo gol loro. Io credo che fino al primo gol loro siamo stati in partita. Abbiamo questo calo, credo che mentale, quando riceviamo un gol facciamo fatica a riprenderci, ma solo col lavoro possiamo tirare avanti questa situazione. Mister, lei è arrivato da poco, quindi chiaramente vedere il frutto del suo lavoro è ancora molto presto, ma le chiedo intanto che squadra ha trovato, che indicazioni ha visto dalla squadra? No, una squadra che sa giocare, con paura di sbagliare e questo ci porta a fare tanti sbagli, perché con una mancanza di sicurezza, quando fai i passaggi, se non ti vengono bene, non ti rialzi subito e questo è l'unico che dobbiamo lavorare. Nell'aspetto emotivo, nell'aspetto calcistico c'è. Allora io credo che questo, lavoriamo sulla persona, che credo che abbiamo la capacità di poter fare bene. Esatto, ha parlato di sicurezza, ha parlato di mentalità, anche oggi conferma la stessa analisi, cioè il problema principale è sempre di mentalità. Sì, come tutte le squadre che vincono tutte le partite, perché hanno una mentalità al di là della voglia e al di là delle caratteristiche tecniche, e noi dobbiamo esserci all'altezza, almeno mentalmente con loro. Va benissimo, crede ancora alla salvezza? Assolutamente, se no non rimango a casa. Grazie mille, grazie mille. Mister Ardito, allenatore della Freedom, al termine di una grandissima partita, una grandissima vittoria, mister, le chiedo che partita è stata intanto? È stata una partita molto sentita dalla squadra, perché tutta settimana abbiamo lavorato su questo aspetto. Non doveva diventare un peso questa vittoria da cercare in casa, ma dovevamo cercarla per fare punti, migliorare la nostra classifica contro un avversario implicato anche lei con noi per discorsi salvezza. Quindi è stata una partita che ci vedeva chiaramente un po' nervose. Poi il discorso della neve, complimenti alla società perché è riuscita a ripulire un campo
E vorrei ricordare che fino alle 11:30 qui a Cluny stamattina nevicava, quindi complimenti alla società e tutti gli addetti ai lavori che hanno permesso alla squadra di scendere in campo regolarmente alle 2. Primo tempo molto combattuto, occasioni da una parte e dall'altra, poi nella ripresa Freedom è uscita fuori alla stragrande. Sì, un primo tempo secondo me, nonostante abbiamo chiuso in vantaggio, ma non bene, perché come dicevo prima sentivamo la partita. Le ragazze nonostante tutto la sentivano molto forte questa responsabilità, come è giusto che sia, e quindi faccio un applauso a tutta la squadra perché hanno lavorato forte, stanno lavorando forte, io posso soltanto ringraziarli. Poi è chiaro, qualche individualità ci permette di fare un po' la differenza, Adrian Marti, Giatras, ma un po' tutta la squadra, Burbassi. È chiaro che poi il singolo alza di più la qualità di questa squadra. Mister, quarto risultato utile di fila, sorpasso in classifica, quindi squadra fuori dalla zona retrocessione e una Freedom in salute. Sì, ma non guardiamo questa cosa, la classifica non dobbiamo guardarla ancora, perché ogni domenica, come abbiamo visto, è una battaglia. Ci sono le emozioni delle giocatrici che in questo campionato si trovano a fare una prima esperienza. Anche oggi abbiamo fatto esordire 2 ragazze della nostra primavera aggregate con noi, quindi ringrazio anche la primavera perché si sta sacrificando tantissimo a fornire alla prima squadra delle giocatrici e quindi togliere a loro quello che potrebbe essere una qualità in più per loro, quindi grazie anche alla primavera. Mister, ma secondo lei qual è stato il punto di svolta di questa squadra? Rispetto a quando è arrivato sta notando qualcosa di diverso? Ma io intanto dico grazie anche qui al mio staff, perché il mio staff sta dando quel contributo che serve per far sì che questa squadra giri in questo modo, ma non abbiamo dato niente di particolare, però abbiamo dato probabilmente delle regole e dei sistemi di gioco un po' più adatto a loro, si sentono più tranquilla, lavoriamo tantissimo, non dimentichiamocelo, perché questa squadra lavora tantissimo ogni settimana.